buongiorno. Come va? Tutto bene? Buonasera. Tutto bene? Ma c'è fretta che vedo No, camminando veloce. sono venuto di fretta e potevo del paparacco qua in Castello. Ma che so valigetta è? La valigetta che casa Meggiano devo partire a Roma. Ah. E quindi ho tutta una settimana devo rimanere. Mi sembra tutto il corrente lì dentro. Sono portato la fascia, do cose imbruttiti, de bagna, bei cicandeti. No, devo andare a questionare con un cudo... Chi? Con un cudo ghigno de... Questo mica fu di spignavo e di funto di funtangiao su spius. Ma chi sapeva? Stavano di Berlusconi? Sì. E dice che tu ghigno, mica... dai, Presidente del Consiglio, mica... Vabbè, è il cavaliere. Perché il cavaliere, sì. Senza guardo però. Vabbè. Ascoltami, cosa deve andare a fare da Berlusconi? No, io sono stato in Serie A per andare a discutere se li potevamo dare una mano per questo piano casa. E poi ha chiamato a voi, non Sì, ha... chiamato a noi. Sì, non ha chiamato, non stava parlando con i presidenti delle regioni? No, il presidente delle regioni, accanto a vari tanti, mesu scappa a cagare. No! Ma non dica così, dai! A parte su Villoro. Ma chi è su Villoro? Ugo. Ugo chi? Cappellaccio. È Villoro de Berlusconi. Ma la presidente della regione cosa c'è? Da Cresimano, da Cresimano, c'è anche altro. E infatti me sta arrivando questo a specie voglio appena, invece di dire questa cosa a voci, ti arriva da questa cosa, c'è uno strumento che fa una specie di suono debito scannio. Il fax. Lei sa cos'è il fax, sì. Beh, c'è da mancare altro. Cos'è il fax? Beh, il fax, non su questo fax, in tempo antico, quando non c'era ancora la MP3, lo prendevamo quando a messaggio. Il fax? Su fax. Qual è la fax, Sabrati, cosa c'entra il fax? Su fax. Il fax sono i fogli che arrivano. Comunque mi starebbe questo avviso si deve andare. Però... Ma lei è d'accordo sul piano casa? Cosa ne pensa? C'è da mancare altro, io sono favorevole. Tra l'altro non sono invitato io già da una trentina di anni su questo piano casa. Io avevo fatto questo piano casa dove tutti gli abitanti di Scarafingi potevano costruire a San Micuffia. Come volevano. Infatti anche noi in comune avevamo questo terreno e c'era questo nuraghe. E ho fatto il nuraghe, abbiamo aperto s'entrata e dietro abbiamo fatto un garage di 190 metri quadri. Ma sto scherzando? C'è da mancare. Ma la sovrintendenza non vi ha fatto storie? No, non di usare nuda. Cioè non avete visitato la sovrintendenza? Ma scusa, non avete un piano, una mappa, le foto del paese? Foto dall'alto? Foto dall'alto fate con gli elicotteri, non ve le fanno con l'aereo? No, non potete passare gli elicotteri. Come non avete la... In paese non possono passare gli elicotteri. Ma perché non possono passare? Non possono passare perché vi canta spattattatura. E quindi c'è questo Celestino con Chemmina. Celestino? Con Chemmina. E chi è questo? È uno debito che in periodo di guerra, quando si ne fu scagazzato su tedesco, ne aveva rubato questa contraerea. Bella contraerea di da montata pezzo per pezzo. Dove? Nel giardino di casa sua. Ma nel giardino c'è la contraerea? Sì, infatti c'è Sacivuda, soprattutto sempre questa contraerea. Cioè quando passano gli elicotteri? Quando passano gli elicotteri su due esempi carri, non si scende mai. Infatti era passato un elicottero, poi ci fu di fuoco, 3-4 anni fa ci fu di fuoco, quindi come stava passando col cestello quando andava su fuoco, Celestino ha caricato, 4 scaricava, a terra l'elicottero. E la fortuna dell'elicotterista è che teneva su cestello breno, come intende strutto, date subito studiato su. Tra l'altro l'elica di dietro e se fuia, e andava a segare su a 10 buddas. Ma vabbè, perché lei sta andando lì adesso a fare... Sì, sto andando lì. Ma scusi un attimino, ma io almeno un presente glielo vuole portare al Presidente del Consiglio? Ha pensato un regalino da fare? Abbiamo fatto la riunione di giunta e stavamo decidendo di ingolli o i Zungas di Santa Rungioso, però non ci sembrava fare il caso, quindi gli abbiamo portato... Un prodotto tipico dei Scarafingi? Sì, un prodotto tipico. Me la mantieni? Cosa gli ha preso? Cos'è? Io gli ho portato su botticetto piccolo di sa famiglia Cagabottos. Quelli che usavano... Sì. C'è stato un dibattito in paese perché la minoranza voleva regalargli uno botto un manno. E invece? Io gli ho detto, no, gli regaliamo questo che è anche nuovo, piccolino, tanti cagata se ne fate ogni 10 minuti. No! Ma lasciamo stare, no? Scusate! Facciamo entrare tutta la compagnia, vai!